Oh, finalmente, mi vedi? Sì, sì, ti Tonio, vedo, sì, ti vedo, mi senti? mi vedi? Io non ti Sì. vedo. Allora, perché? Comunque hai messo la videocamera, sì. Penso di sì. Boh. Ma ti vedi? No, non mi vedo. Prima sì, adesso no. Allora, ok, ok. Ok. Eccolo qui, Tonio Stara. Tonio Stara. Chi è Tonio Stara? Buonasera a tutti. Chi è Tonio Stara? Tonio Stara è un appassionato di tradizioni popolari che suonicchia alle Lauredas da qualche anno a livello amatoriale, non a livello professionale ancora. E niente, e poi mi occupo di canto tradizionale, di un certo tipo di canto della nostra zona. Perché di dove sei? Di Solarussa, Sono russa, Oristano, sì, zona di in Oristano. provincia di Oristano. Sì. È una bella Eh, zona. Io andavo tutti gli anni quando ero bambina perché sono originaria di Fordongianus. Ho capito, siamo Fordon- vicini infatti, sì. Sì, sì. Bene, chi è Tonio Stara? Chi è Tonio Stara? Raccontaci. Quando hai Eh, cominciato a cantare e perché? Beh, vabbè, mi sono appassionato di tradizioni popolari già da piccolino, che ho imparato a ballare il ballo sardo da piccolino, poi mi sono appassionato anche alle canzoni, però solo da adulto poi mi sono proprio avvicinato un po' al canto e alle launeddas anche, perché prima magari c'erano tante altre eh, diversivi, Altri interessi? altri interessi, e quindi non ci si impegnava più di tanto a fare cose più profonde, più serie, perché alla fine imparare uno strumento come le launeddas se o ti metti e le fai È difficile? con continuità, sì, è molto difficile, sì, Ah, è come tutti gli molto strumenti, difficile. ma però io penso che le launeddas abbiano una difficoltà maggiore, perché comunque devi coordinare una serie di cose insieme, innanzitutto imparare il fiato continuo, la respirazione circolare, che è quella che Ah. ti permette di fare delle suonate abbastanza lunghe senza interrompere il suono. E poi allenare le guance perché devono restare sempre gonfie, appunto con la respirazione circolare, eh, i muscoli delle labbra, insomma, tutta una serie di cose che solo con l'esercizio le puoi ottenere e deve essere lo devi fare con continuità, se no perdi tutto, insomma. Sei figlio La d'arte? manualità è tutto. No, 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 non no. sono figlio d'arte. Quindi hai preso spunto un po' dalle persone che sentivi in paese, giusto? Sì, più che in paese, perché in paese non ce n'erano, non c'era suonato di launetas. Diciamo che più che altro uscendo con i gruppi folk e quindi seguendo altri gruppi che ballavano anche le launetas e poi ho avuto modo di avere appunto un amico che le suona e che è tuttora uno dei più, dei più apprezzati in Sardegna per questo strumento, infatti insegna anche a suonare le launeddas, tra l'altro sono suo allievo che è Stefano Pinna, insomma, di Cabras. E lo Eh, salutiamo, eh? Lo e salutiamo quindi, e gli puoi chiedere se vuole un'intervista. certo, certo, Ascolta, vedo posso alle dire. tue spalle una bellissima ragazza in costume sardo. Quello è il costume del tuo paese? Di Solarussa? Eh, no, questo è il costume No. Di Simagis, Ah, ho un capito, paese molto vicino. bello. Sì. Quindi, poi hai partecipato a vari eventi da adulto, abbiamo detto da bambino, Sì. no, da adulto. Quale ti ha colpito di più e perché?
Più che altro gli eventi a cui partecipiamo tramite l'associazione appunto che è diretta da Stefano Pinna, abbiamo costituito un'associazione di Launed, si chiama Launed del Sindaco, e partecipiamo a degli eventi, le feste popolari, diciamo, suonando per le processioni oppure anche esibendoci in palco, e ne abbiamo fatto diverse. Perché l'anno scorso una delle più suggestive è stata la processione a Laconi per Sant'Ignazio di Laconi, insomma. E Sì, poi bello, abbiamo partecipato bello. a Sant'Efisio, a Cagliari per Sant'Efisio. Quelle sono le più importanti, quelle che lasciano un po'. Poi gli altri sono importanti lo stesso, ovviamente, però non a quei livelli, non hanno lo stesso richiamo, lo stesso risalto, però sono tutte importanti. Ti emozioni sempre, vero? Sì, direi di sì. Soprattutto quando ti esibisci sul palco, soprattutto, allora lì entra proprio l'emozione più. Invece in processione non più di tanto. Quando devi fare suonare davanti a un pubblico e sei fermo, devi fare quello con attenzione, concentrazione. Io ti ho sentito, Insomma, sei sì. bravissimo, impeccabile, impeccabile, proprio Esatto, grazie. preciso, Grazie. veramente bravo. Sì, sì, sì. Allora, dunque, sei di Solarussa, quindi Sì. hai trascorso tutta l'infanzia a Solarussa. Sì, tutta l'infanzia, sì. E qual è il ricordo più bello della tua infanzia lì a Solarussa? Eh, Raccontaci vabbè, un le da- episodio che ti ha colpito maggiormente, che ti ha emozionato di più quando eri piccolo. Mm. Vabbè, quando ero piccolo, legato sempre alle tradizioni popolari, io avevo imparato a ballare il ballo sardo in piazza. Non esistevano allora le scuole di ballo e i gruppi folk in paese, che non c'era ancora in quel periodo. Ho imparato in piazza nell'intervallo delle gare a chitarra o delle gare a poesia. Di solito c'era un suonatore che suonava la fisarmonica e balli campidanesi, io ballavo insieme a mio padre, amici di mio padre, mi prendevano in mezzo e facevano ballare, quindi ho imparato così, diciamo. E Quanti da anni lì poi è avevi nata più o meno? sui 6-7 anni. E quindi è nata così la passione per le tradizioni, anche perché avendo sempre a contatto, perché prima se ne sentivano di più, no? Di musica popolare, musica sarda, e quindi bene o male ti entrava nel sangue, insomma. E poi c'è stata la parentesi con i gruppi folk del mio paese, dall'età di 13 anni, Ma 13-14 anni. guardate che occhi belli, Antonio, fai vedere gli occhi, non nasconderli, avvicinati, avvicina alla Eh, telecamera. Meravigliosi, no, complimenti, che complimenti. si rompe il telefono. No. Un bellissimo uomo. Grazie. Continua, continua, scusa, ero incantata agli occhi. Niente, no, ho fatto questa parentesi col gruppo folk di Solarussa per un bel paio d'anni. E quindi da lì ho scoperto anche altre cose che non conoscevo, come il cantatenore, tutte le altre tipologie di tradizioni popolari sarde, tutta la tradizione di orale musicale alla Sardegna, quindi al cantatenore, al cantapoesia, Quindi che voi comunque. avete i gruppi che improvvisano le poesie mentre Ah, cantano? I cantadores allora, ci sono da voi? Da noi a Cagliari sì, sì. Ah sì, ci sì, sono? anche da noi, sì, anche da noi, infatti io faccio parte anche di quel gruppo lì, perché quello che canto io è una sorta di repentia. Improvvisazione. L'improvvisazione si arrepentia, quella della nostra zona, che appunto sono poesie improvvisate. Quelle che canto io invece sono poesie scritte a tavolino, però il modo di cantare è simile a Sarrepentia, proprio il modo, il sudaggio, diciamo, è simile a Sarrepentia. Eh,
Io non mi metto a improvvisare perché ho proprio dedicato mi sono dedicato a quest'altro tipo di canto che stava andando a morire, Infatti, ho che saputo, si sì, chiama sì. appunto Canto a Sagravarissimo a Canzone Longa, che comunque erano canti, poesie scritte a tavolino da gente di paese a cui gli veniva commissionato un fatto e gli ha raccontato un fatto e gli veniva commissionato di scrivere una canzone, come non so, da noi si usava appunto a Ponni canzoni per qualsiasi evento successo o Anche per per i prendere. funerali. Per i funerali no, però per prendere in giro qualche persona oppure per decantare anche la bellezza di qualche ragazza del paese Ah, ecco, o per un evento accaduto, insomma. Eh, interessante. e niente, io infatti insieme a Stefano Pina qualche anno fa abbiamo anche inciso un CD per appunto stimolare di nuovo chi comunque è appassionato di queste canzoni a mettersi a cantarle, anche a scriverle, perché eh, Dove lo si può invece trovare questo CD? questo CD non l'abbiamo messo, l'abbiamo presentato in una serie di occasioni, ne abbiamo un po' noi di coppia e adesso stavo pensando proprio di metterlo anche su internet, anche solamente le tracce, adesso vediamo un po' come fare. Poi vediamo, perché Un'ottima non idea. l'abbiamo. Mm? Qual è la tua canzone preferita? Segui anche altri generi musicali o solo sardo? Prima li seguivo, adesso no, adesso non sto seguendo altro, solo sardo adesso. Però Però sei prima cresciuto un po' con tutti i generi? sì, sì, soprattutto i cantautori italiani, Ah, cantautori tipo Guccini, Branduardi, tutti quelli lì, sono quelli vecchio interessante. stampo. E poi, vabbè, i Dire E qual è Street, qual era la tua canzone preferita in passato e qual è quella attuale? eh, ma adesso mi cogli impreparato perché non me ne viene, cioè ne ho tante in mente, però Quale tutte belle. ascoltavi di più in assoluto quando eri ragazzino? Allora, una che me ne viene in mente adesso è una di Bennati, Un giorno credi, e poi di Guccini, La locomotiva, eh, tante di De André, insomma, sono tante, non posso fare, non è una in particolare che mi Invece piacevano adesso, tutte. Adesso, ripeto, non sto più ascoltando di musica, ma tra le solo canzoni sarde, qual è la tua preferita? mm, vabbè, una delle preferite Non potrò riposare, ovviamente, di quelle però non fanno parte del mio genere. Ah, quella non Eh, la canti però. no, Ah no. non l'ho mai cantata. La suono con le Launedes, ma non la canto. Ah, Eh, interessante. Mm, quindi i tuoi prossimi obiettivi quali sono musicali? I prossimi obiettivi è cercare di migliorarmi nel suonare le Launedas, Ecco, perfezionarmi perché c'è ancora poi tanta strada da approfondire farcene. le Launeddas. Sì, 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 approfondire le Launedas. Ce n'è troppo da imparare ancora, Ma in quindi. quanto tempo si impara? Allora, iniziando da grande come ho iniziato io, ci vogliono almeno quei 10, una decina d'anni buoni buoni, se non di più, Eh, se lavori costantemente, tutti i giorni, se no che non ti bastano neanche 20. è proprio Invece, difficile, è proprio invece difficile. sì, perché le launette sembrano uno strumento semplice, uno va tre pezzi di canna, ma non è così. Le launette sono costituite da eh, 10 tipi di launette, 10 strumenti di launette, 10 e per ognuno di questi ci sono tutte le tonalità, quindi partendo dal Do, dal Do diesis,
e sino a arrivare alla diesis o alla bemolle. E quindi fai il conto, per ogni strumento ci sono 10 strumenti praticamente, contando tutte le tonalità. Quindi in tutto sono un centinaio di tipi di launedas diversi. E ogni strumento ha il suo ballo, quindi quel ballo ha la sua scala, i suoi passaggi. E ogni strumento ha gli accordi diversi, ovviamente sono tutti, quindi 100 modi diversi di muovere le dita. Capito? Dove la difficoltà? Non è la difficoltà a suonare un pezzo, un brano religioso, quello lo impari subito. La difficoltà sta proprio nell'apprendere tutte le altre cose delle launedas. Ho capito. Allora, quando scendi a Cagliari, Tonio, scendi mai a Cagliari? Così ti invito qua da me e facciamo una live sul mio canale e cantiamo una canzone insieme, porti le launedas. Perché no? Va bene. Non so quando scenderò a Cagliari, però bisogna organizzarsi. Ma di solito scendi a Cagliari? Adesso da un po' che non scendo. Sono sceso l'ultima volta a novembre, forse. Novembre a Pirri, perché avevamo un evento a Pirri. Ecco, quando scendi avvisami, così facciamo una live insieme, va bene? Certo, certo. Io ti avviso anche quando c'è qualche evento nella zona di Cagliari, magari ti avviso e vieni anche a sentirci. Certo, volentieri. Grazie. I tuoi fans dove ti possono trovare? Dove ti possono seguire? No, su Facebook, su YouTube, c'è qualcosa anche su YouTube. Ho visto, infatti ho sentito che sei bravissimo, sì. Quindi su YouTube cosa devono digitare? Il mio nome, Tonio Stara. Basta, o launedas, ti compare canzone lunga. E poi sui vari social, sempre Tonio Stara? Sì. Hai qualcosa da aggiungere, Tonio? All'intervista? Vuoi dire qualcosa? No. Non abbastanza di poche parole. Sei molto timido. Sì. No, però è andata abbastanza bene. Bene. Va bene, allora concludiamo qui questa intervista e poi promettiamo di ricollegarci dal vivo qui a casa mia quando scenderai a Cagliari. Faremo una cantata insieme a Maurizio che suonerà la chitarra, tu canterai, suonerai le launedas, quello che vorrai. Va bene. Sarà un bel incontro. Certo. Va benissimo. Allora, a presto. Buon proseguimento di serata. Ciao Tonio, altrettanto a te, grazie. Ciao.